Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano dalle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E beh, oggi è martedì 10 di novembre, benvenuti a tutti quanti voi. E come consuetudine noi vogliamo iniziare con il nostro speciale grazie. Un grazie rivolto a tutti quanti voi che ogni giorno già da 6 mesi condividete identità, qualità, provenienza e quindi permettetemi di dire 259.690 volte grazie, grazie sempre, continuiamo a camminare velocemente così come dicono i tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano. Camminiamo velocemente, portiamo avanti la nostra forza e le nostre eccellenze. Beh, questa è una settimana veramente molto speciale perché a proposito di eccellenze noi vogliamo parlare delle nostre eccellenze artistiche. Eh sì, grandi attori, grandi registi, grandi artisti che portano avanti la nostra identità siciliana con grande forza, con ironia, con intelligenza. Eh sì, e oggi devo dire che l'ospite che avremo a casa nostra, a casa di Io Compro Siciliano Live, è veramente una grande eccellenza artistica che ogni giorno dimostra il grande attaccamento alla sicilianità. Poi lui ci parlerà anche di chicche, perché lui è un attento osservatore della realtà e riesce a far trovare in quelle sue trovate artistiche, in quelle sue scritture, il nostro quotidiano, il nostro modo di essere, come dice lui, anche l'insolitudine dei siciliani. Beh, lui è questo e non solo questo. Ho il grande piacere ed il grande onore di avere a casa nostra, signore e signori, Ernesto Maria Conte. Ciao, ciao Carlos. Che presentazione. No, nel senso Buongiorno, che essere un'eccellenza benvenuto. siciliana è un orgoglio. Diciamo che fortunatamente se lo dici tu me lo prendo, ma non mi ci sento, nel senso che No, lo devo dire che sei. io ancora stento a capire quello che faccio nella vita. Non è vero, lo sei un grandissimo artista. Ernesto, io ti conosco veramente da Grazie. tanti tanti anni. È Ernesto è vero. un grande attore, è un attore di teatro, di musical, l'abbiamo visto in TV. Ernesto è veramente la sintesi quando noi diciamo un artista a tutto tondo, perché lui sa È spaziare tondo, anche per le sue perché, capacità. No, perché sono a sono tutto tondo. tondo. Sei un Ah, artista dalle mille sfaccettature perché lui riesce, come vedete, a passare da un registro ad un altro, con la sua capacità interpretativa ad essere ironico, però con quell'intelligenza molto attenta, lui riesce a raccontare il nostro quotidiano perché lui ci osserva e quando noi ridiamo dietro ad Ernesto, ridiamo perché vediamo noi stessi, noi vediamo noi stessi nel racconto di Ernesto, lui lo fa da tantissimi anni, tra l'altro devo dire in questo periodo Ernesto è stato anche un periodo particolare, molto, molto difficile. In questa intervista di oggi diciamo che ci sarà spazio anche a quelli che sono tanti ricordi molto belli che soprattutto appartengono alla formazione di Ernesto Maia Conte. Ma ci arriveremo piano piano. Grande Ernesto, innanzitutto partiamo da... È strano intervistarti così come lo stiamo facendo. Ormai è un periodo molto scusa a particolare. mettermi la mascherina pure qua. No, no, assolutamente no, No, perché almeno adesso qua. la fobia mi spinge certe volte al cellulare, metto direttamente il viva voce per non tenerlo troppo vicino, capito? Non vorrei che dalla arrivasse pure via etere, no. Non lo so, capito? Cioè, Senti, stiamo diventando Ernesto, parte, ormai ne scriviamo a vicenda, proprio. Cioè, appena vede una persona, subito uno, oh, mi sa chi è. Ma insomma, voglio dire, poi alla fine è questo. La realtà per ora senti, tristemente è questa. mm, Dimmi. sì.
Senti, è stato un po' difficile innanzitutto per un artista, no? Per gli artisti, affrontare questo periodo. Ernesto, per tanto tempo lontano dai nostri palcoscenici, poi c'è stata quest'estate, siamo ritornati tutti sul palco per poi riscendere. È veramente molto c'è molto sacrificio, c'è un modo anche di reinventarsi, c'è un modo di immaginare altre forme legate ai nostri spettacoli, al nostro pubblico. Ernesto. Ma sai, quella ovvio, dico inutile che te lo dica a fare, insomma, dall'8 marzo scorso viviamo questa sofferenza di questa pandemia che chiaramente poi ha delle conseguenze professionali, economiche, non indifferenti, assolutamente, dico, privilegiati o no, alla fine si finisce poi tutti cioè comunque quando si chiudono i rubinetti l'acqua poi finisce. Però dico, sai, molti mi dicono adoperiamoci il web, questo e quest'altro, nulla togliendo agli amici, a volte anche tanti allievi pure dei miei corsi che ho tenuto all'Agricantus, parlo di Soldi Spicci, Sansoni, che hanno saputo approfittare in maniera egregia del web, come anche altri, come Roberto Lipari, insomma tanti altri. Beh, sai, per noi, anche se abbiamo coscienza della tecnologia, io sono troppo abituato a parlare alla gente e chiaramente non dico, al di là di quello che può essere la magia anche cinematografica, ma tu il cinema lo vivi con quella magia, sai che è quella magia. Non ho fatto tanto cinema io, ho fatto delle fiction, ho lavorato per anni in agrodolce, che non è una pietanza, però dico, voglio dire, chiaramente ho mantenuto fede al palcoscenico, al mio, come dire, al mio giardino, e quindi fare uno spettacolo comico, soprattutto perché da un po' di anni mi sono dato più alla comicità, alla commedia, al cabaret, farlo senza il riscontro vivo del pubblico, senza l'alito del pubblico che ti emana virus a prescindere da corona, covid e quant'altro, come fai? Cioè, allora, io dico, poi affronteremo anche un discorso, ma un maestro che ho avuto unico diceva, poi ne approfondiremo pure di chi stiamo parlando, lo sanno un po' tutti. Beh, in un certo senso il comico, la comicità è frutto della banalità, come dire, cioè dobbiamo sentirci un po' cretini, un po' stupidi. È stupido dire la comicità comunque è idiozia in un certo qual modo. L'intelligenza nel renderla, come dire, anzi scusatemi, renderla intelligente poi sta nella capacità che un artista ha nell'esporla. Però fondamentalmente partiamo tutti dalla banalità, dall'idiozia. Cosa succede? Nel momento in cui tu esprimi un concetto comico, se non hai, già esprimi un concetto banale, se non hai la risposta del pubblico, tu ti senti totalmente cretino. Quindi a noi cosa ci salva? Che a quella banalità, se il pubblico risponde, dice, no, l'ho azzeccata, ho avuto un momento di, come dire, sono stato bravo, l'ho colta. Ma se il pubblico non ti risponde, tu ti senti cretino. Ora, quindi figurati cosa può provare una persona che poi, noi ci conosciamo, però magari ci siamo pure frequentati poco. Io sono fondamentalmente un introverso, sono una persona che adesso non voglio rispecchiare tutte come dire, i possibili atteggiamenti del comico. Sono anche malinconico, sono un paranoico, sono un ipocondriaco, insomma, stare accanto a me, chiedetelo a Clelia, è dupalle, cioè io non. Senti, ma però, adesso, Ernesto, ti fermo un attimo, ma a proposito, siccome voi dovete sapere una cosa, che Ernesto Maria Ponte è il marito, non Clelia la moglie, ma è
compagno, vabbè, ormai. marito, dico, vabbè, è il marito di Clelia Cucco, che è una bravissima attrice, una mia amica, che è lì vicino, Ernesto, c'è No, Clelia no, lì vicino. è in DAD, lei fa l'attrice, però fortunatamente fa una professione che si Ecco, avvicina al talento artistico perché insegna latino e greco, solo questo, e ecco. posso parlare infatti, cioè, siamo a livelli, io certe volte parlo Ne in dialetto per approfittiamo, levare ogni sorta di indugio, ne approfittiamo per quindi no, salutare. però è impegnata in Sì. DAD, si dice DAD. Senti Ernesto, io vorrei a questo punto entrare e aprire un po' quello che è il tuo cuore da artista. Ernesto, devo dire che io ogni volta che ti vedo riesco a guardare nel tuo entrare e uscire dei personaggi, in questa tua ironia, in questa tua intelligenza assolutamente spiccata nel raccontare la quotidianità, riesco a vedere proprio il tuo maestro. Perché Ernesto Maria Ponte, ed ecco qui, guardate, Sparisco un attimo Ernesto per Maria chiudere Ponte, soltanto. Scusami, Catiusca, c'è un rumore sì, assordante che mi entra dalla finestra. Aspetta, che ho i va bene, vetricamere, i chiuvi, così va sparisco bene, proprio, va guarda, bene. dall'inquadratura, ma sono Ernesto, sempre con la sparisci voce. un attimo? Ecco qua, no, 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 più che altro perché no, stanno facendo dei lavori probabilmente. Allora, Dicevi, Ernesto scusami, caro, tu io sto guarda, guardando insieme a te, esatto, insieme a te, insieme al popolo di Io Compro Siciliano, stiamo guardando una bellissima fotografia che ti ritrae con il grande maestro Gigi Proietti. Gigi Proietti è stato per te un maestro di teatro, ma anche un po' un maestro di vita. La tua formazione è proprio nata con lui e questa è una cosa che noi vediamo quando tu sali sul palcoscenico, devo dire Ernesto, questa cosa viene fuori. Beh, dire cosa ti ha insegnato Gigi è forse una domanda troppo banale. ma no, 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 assolutamente, le domande non sono mai banali. Se no, dico, le facciamo tutti i giorni. Come stai? Una delle domande più banali che ci facciamo ogni volta che ci vediamo. Per me non lo è affatto questa domanda che mi hai fatto. Nel senso che comunque io ho scritto un post, l'ho scritto anche a Carlotta, sua figlia, dicendo che ogni mio movimento, passo, battuta, pensiero relativamente al teatro, alla recitazione, mi riportava sempre a lui. Io non lo vedevo da un po' di anni e devo dire che la sua morte come dire, mi ha dato un, sai, c'erano tanti rimorsi. L'ultima volta lui un pochettino non amava, io ho avuto l'onore non solo di insegnare, qua c'è una foto con Enrico, con il giovane Enrico Brignano, non solo di fare la scuola, ma anche di essere stato alla sua spalla nel 2000 al Teatro Smeraldo di Milano. E ti devo dire la verità che lì ho veramente imparato tantissimo. Lui non amava il fatto che io fossi tornato a Palermo, e un po' questa cosa la rivendicava, come anche lui, mi ricordo una volta a Catania, eravamo a cena e parlava con l'allora direttore artistico del Teatro Stabile di Catania, che era Orazio Torrisi, disse, cioè, mi raccomanda Ernesto, non gli fate fare soltanto il comico, fategli fare pure il teatro. E questa cosa mi riempiva di gioia. Poi il mio attaccamento alla terra, a Palermo, il fatto che comunque la comicità potesse essere mediaticamente più, come dire, più commerciale, perché dobbiamo pure fare i conti con questo, mi ha spinto a fare a fare delle scelte che magari non erano proprio come quelle che probabilmente lui mi suggeriva. Quindi ho avuto un grosso rimorso, anche perché poi ultimamente sarei dovuto andare a trovarlo. Sembra una cosa paradossale, però effettivamente si stavano verificando delle cose nel mio lavoro dal punto di vista teatrale che mi avevano portato a sentire Carlotta, sua figlia, per delle informazioni teatrali su dei suoi spettacoli e quindi anche
nel fatto che potessi tornare a Roma a incontrarlo. Tutto questo è avvenuto nel febbraio scorso, paradossalmente. Poi da marzo sappiamo tutti quello che è successo e che poi è stato un susseguirsi di eventi, di rincorrere il lavoro, perché chiaramente quest'estate abbiamo cercato in tutti i modi di prendere tutto quello che ci arrivava per una questione anche economica, e adesso siamo risprofondati nel baratro e purtroppo Gigi ci ha lasciati. E quindi, sai, lasci immaginare che ho fatto in tempo, E perché guarda, continuiamo a vedere, Ernesto, nel frattempo che tu ci stai raccontando e queste sono questa cose parte della personali, tua vita, questa è casa c'è mia, questa è proprio un casa mia. album. E questa è mamma e papà, sono mio padre e mia madre, siamo a casa di loro dove vivevo io. In occasione, penso, eravamo a Palermo al Teatro Al Massimo, poi ci trasferimmo al Dante, facevamo Leggero Leggero, ed era il novembre oddio, fammi ricordare, credo del 93, sì, del 93 o del 90, forse del 92, adesso mi ricordo se 92 o 93. Dovrei fare un calcolo veloce perché mi ricordo che io facevo, sì, penso che sì, che fosse del 92, io facevo 24 anni ed ero nella compagnia di Gigi, che faceva Leggero Leggero qui a Palermo, e quindi organizzammo per il giorno del mio compleanno una festa enorme a casa di mamma e papà con tutti i colleghi. C'era anche Enrico, perché all'epoca Enrico Brignano faceva la spalla a Gigi, si lavorava a fianco suo. E quindi devo dire che questa foto è una foto scattata con la mia macchina, l'hanno scattata chiaramente, e lui abbraccia mia Bellissima. madre, che aveva preparato una cena che non ti dico, per quasi 50 persone. Sì, sì. Mi Senti, ricordi? ci sono altre fotografie, ci sono per esempio questa qui, penso che sia un Questa è la momento compagnia, della questa è la compagnia. compagnia, questa è Ecco. tutta la compagnia al completo di Leggero Leggero. Siamo qui però, siamo al Cursal di Bari, al teatro, in una sala dove abbiamo fatto una festa di fine permanenza, siamo stati una settimana pure a Bari e quindi facemmo questa festa dove prima c'era anche la foto, quella con Enrico, che stavamo canticchiando un po' di cose al piano. E Ecco. qui durante una Lui festa. tra l'altro è proprio lì buttato tra di voi, Sì, no, le vabbè, vostre... ragazzi, ma di che ve lo dica a fare? Gigi, eh, beh, insomma, Qua un'altra foto in purtroppo compagnia, mi commuovo facilmente per ora. Gigi era tremendo, era con noi, era uno di noi, non lo so, sembra che poi dover dire determinate cose. Piacerebbe tanto che morisse uno un pochettino più stronzo, così uno potrebbe pure variegare, diciamo, le parole nei confronti di... perché sembra sempre che uno stia parlando della persona più... Però lo era, c'è poco da fare. Io ho sentito interviste, però in televisione, di personaggi anche più popolari di me, allievi suoi. L'altro Paolo, mi giorno... metti per favore Ernesto mi metti Ernesto e poi continuiamo a guardare le fotografie, però mi piacerebbe vedere Ernesto, ok, Sì, no, mi piace, vabbè, sì. e devo dire che c'era questa, la sua caratteristica era uno di noi, era, già era Gigi Proietti, perché attenzione, stiamo parlando di più di 25 anni fa, appunto facevo 24 anni, quindi sì, parliamo di 20, forse anche qualcosa, 27 anni fa. Sì, ma allora sei E, vecchio, eh? no, no, ma infatti mi tingo un pochettino. La mattina, sai, a uno mi faccio un bianco, cioè i capelli che sono così arruffati. Però dico, voglio dire, era già Gigi Proietti. Cioè, attenzione, Gigi Proietti lui è morto a 80 anni, da almeno 50 anni. Cioè, parliamo di un Proietti negli anni 70 emerse la grande attorialità di questo personaggio. E quindi era già Gigi Proietti, lo vedevamo come un mostro sacro della scena, io non me lo posso dimenticare, la sua voce, quindi, e vederlo lì con noi,
una sera ti racconto un aneddoto. Eravamo a Milano, lui aveva una cena, poi era una cena di gala importante. Siccome eravamo a Milano, io facevo la spalla, l'ho vissuto in toto perché non tornava, cioè non è che lui tornava a casa, non è che stava a Roma e tornava a casa sua. Io, men che meno, di Palermo, stavo a Milano. Era il 2000 e praticamente finivamo lo spettacolo e poi spesso andavamo a trovare Umberto Smaila che suonava in una discoteca di Milano. E passavamo lì la serata perché poi lui dopo lo spettacolo doveva scaricare la tensione, amava stare fino a tarda notte così a divertirsi, a stare lì a bere qualche bicchiere, insomma così. E quindi praticamente una sera fu invitato a una cena che era un po' di gala, un po' così, un po' tutta. Allora a un certo punto io avevo intuito che c'era questo, bussai al camerino e ho detto, vabbè Gigi me ne vado, ci vediamo domani. Ma dove vai? Ho detto, vado che tu c'è. Ma che sei matto? Ma che me lasci solo? Beh, a questi ma chi conosco? Ma chi conosce? Ma che me lasci solo? Ma dove vai? Stai con me? Non... Che poi lui era anche una persona timida per certi versi. Sì. E quindi io mi ricordo che andai con lui a questa cena così importante e lui, diciamo, appena ci siamo seduti, dove ci siamo, a lui si è seduto, Ernesto qui, ha aperto la sedia con me quello accanto, ma non perché fossi, perché ero il suo, come si dice, il suo cioè lui, capito, ogni tanto se non sapeva, riusciva a parlare con nessuno, parlava con me. Cioè, quindi stiamo parlando dell'emblema della semplicità. E l'emblema della sua semplicità era anche quella nell'insegnamento, nel suo modo di insegnare, era diretto. Lui aveva una tecnica devastante, però amava fondamentalmente far uscire l'attore. Lui fu quello che disse, questa cosa poi l'ha scritta Totò Rizzo nell'articolo del Giornale di Sicilia, disse, a me non me ne frega niente se dite amore con la O chiusa, con la O aperta, l'importante è che lo dite con amore. E questo era la sua, perché attenzione, pochi sanno, e adesso non voglio fare un parallelismo, che Gigi veniva dal teatro contemporaneo. Gigi, prima di fare Alleluia Brava Gente, quindi poi in seguito a Meglio Chi, Please, e quindi anche Febbre da Cavallo, parlo di quei momenti, quei passaggi che l'hanno fatto diventare magicamente un grande attore a livello nazionale. Parliamo di 3 momenti. Ma Gigi lavorava con Carmelo Bene, faceva un certo tipo di teatro. Poi arrivato a un certo punto ha percepito che anche un'altra sua la sua popolarità, e attenzione perché quando si parla di popolarità, e là divento un po' avvelenato, Katiuska, fammi fare un po' di polemica, perché anche io in questa città faccio determinati spettacoli, ma il teatro istituzionale non mi riconosce. Sono stati tutti bravi a fare epiteti su Gigi Proietti, però didatticamente si fanno delle scuole, ma non chiamano chi comunque ha dentro l'insegnamento di Proietti, che lo potrebbe benissimo esporre, ma lasciamo perdere questi giochi che sappiamo perfettamente che si muovono su dei criteri molto politici e di palazzi. Però dico, voglio dire, lui ha creato quello che un pochettino ho cercato di fare a Palermo, in una città strana, un meccanismo di teatro popolare, ma popolare non il teatro popolare inteso nel senso più denigrante. Il teatro popolare, prendendo il Globe Theatre, è stata un'idea per mettere in scena Shakespeare e farlo arrivare alle masse. Cioè a me dà fastidio quando certi intellettuali che anche hanno tendenze sinistroide, stiamo attenti, non voglio fare discorsi politici, poi hanno dei meccanismi intellettuali talmente elevati che fanno delle espressioni teatrali che non si avvicinano al popolo, loro che si eleggono a capo del popolo. Ma di quale popolo? Perché se tu fai un tipo di spettacolo solo e esclusivamente relativo alla persona colta, il popolo ne resta fuori. E allora se tu devi avvicinare Shakespeare ai giovani e al pubblico un pochettino magari meno elevato culturalmente, gli devi parlare la stessa lingua. Qui si fanno cose. Palermo è fatta di eccessive
cose un po' terra-terra, e poi si passa da invece meccanismi di grande cultura così elevata che se ci va uno, magari antichieda più terra-terra, dice ma di chi stiamo parlando? Come dico io in alcuni miei spettacoli, in alcuni miei monologhi, si esce dal teatro e si dice ma un'anima sa macchina. Cioè diventa... Questo è un po'... Io non sento più niente. Pronto? Eccomi, mi Ci siamo sentite? persi, quindi sono... Io chiedo, sì, ti avevo perso, non ti avevo visto più. Senti Ernesto, io volevo chiederti una cosa. Tu sei anche un bravissimo, e anche un po' quello che raccontavi adesso, tu sei un bravissimo, oltre che attore, sei anche regista, autore. E devo dirti, chi ha lavorato con te, cioè chi è stato tuo allievo, dice che sei veramente un grande maestro perché riesci a trasmettere forse quello che raccontavi prima, l'amore, no? Indipendentemente dalla O perfettamente chiusa o meno, ma riesci a trasferire l'amore per il teatro, perché la verità è proprio questo, riuscire a trasferire l'amore per il teatro, ed è poi quello che ha fatto Gigi Proietti con te. Io ti faccio tanti, tanti complimenti Ernesto, e tu sai quanto io ti stimo da sempre, perché penso realmente che tu sia un grande, molti conoscono solo la parte diciamo più comica, più allegra, più ironica di Ernesto. Ernesto è realmente un grandissimo attore, dalle mille sfumature. Se dovessi dire quante sfumature ha Ernesto Maria Ponte, beh, lui le tocca realmente tutte, e quindi io Il grigio. ti stimo veramente tantissimo. Grazie per questo. Mi piacerebbe leggere qualche messaggio, perché vedi Ernesto, tu dicevi è strano, no? Poi immaginare noi attori che siamo abituati al pubblico, immaginare di trasferire le nostre emozioni, il nostro teatro attraverso così, in maniera un po' più distaccata. Devo dirti che accade una bellissima magia, che è la magia che io ho vissuto in questi 6 mesi, perché ho sentito, quando ringrazio ogni giorno i 260.000 siciliani che ci seguono da ogni parte del mondo, e devo dire che ogni giorno leggere i messaggi e poi i messaggi che arrivano anche privatamente, questo mi fa sentire tanto vicino a noi siciliani, e dico sempre con grande forza: teniamoci stretti per risollevarci più forti, e partiamo soprattutto da quelle che sono cose quotidiane. Quindi se abbiamo da fare un piccolo acquisto piuttosto che prendere un caffè, anche se oggi dobbiamo prendere il caffè e portarlo via dal nostro bar dove siamo abituati ad andare, piuttosto che la pizzeria, piuttosto che qualsiasi cosa, andare nei nostri teatri di riferimento, fare quello che per noi è così fisico, no? Perché noi siciliani siamo anche molto fisici. Beh, tutto questo per noi è veramente tanto, tanto strano, però io dico sempre non molliamo, non molliamo, non molliamo. Io vorrei leggere qualche messaggio. Maurizio Tumminia del gruppo Artisti Nostri Amici, che conoscerai senz'altro, Ernesto. Maurizio dice: ciao Katiuska ed Ernesto, buongiorno. Ciao Maurizio. Ciao Maria. C'è Ida Stagnetta, un pensiero
va a tutti gli artisti come voi, tanta emozione nella voce di Ernesto. Il teatro deve adattarsi ma non abbandonarci a noi pubblico, mai. Abbiamo troppo bisogno di voi. Beh, un bellissimo messaggio da parte di Ida. Ancora Céline Alcala. Céline è una guida francese. Lei pensa è arrivata in Sicilia qualche anno fa e ha deciso di trasferirsi da noi per promuovere la nostra Sicilia nel mondo e dice: buongiorno a tutti, quanto concordo con lei, a voi manca il contatto in carne e ossa con la gente e a noi pubblico mancano le vostre prestazioni sul palco. L'energia trasmessa nel vivo non circola nello stesso modo via schermi, chiaramente, ma al momento abbiamo comunque bisogno di voi artisti per rompere la negatività dell'ambiente. Penso che il contatto sia importante. Maurizio Tominia, grande Ernesto Maria Ponte, arrivano tanti saluti per te. Gigi Proietti, immenso veramente, ed è vero. C'è ancora Selina Alcala che dice: vorrei ringraziarvi team di Io Compro Siciliano, perché io, perdonatemi, non lo conoscevo, ma ormai non mi perderò la prima occasione per andare a vederlo. Grande Ernesto Maria Ponte. Volevo salutare naturalmente tutti gli amici che hanno scritto, che ci dimostrano il proprio affetto, e vi ricordo che Io Compro Siciliano è l'insieme del nostro gusto, dei nostri artisti, delle nostre eccellenze legate anche alla nostra arte, la ceramica, gli artisti che si dedicano all'arte. Pensa, ieri avevamo Ernesto, un artista che realizza opere d'arte con materiale da riciclo, ma c'è veramente tanto. www.iocomprosiciliano.com, collegatevi e sarà veramente un scoprire l'esperienza Sicilia da tanti punti di vista. Grandissimo e grandioso Ernesto Maria Ponte. Devo dirti, caro Ernesto, io non ho avuto ultimamente la possibilità di incontrarti, ci siamo visti veramente in un ultimo spettacolo fatto al teatro, eravamo al Golden quest'inverno, ti ricordi, in questa manifestazione di solidarietà per i bambini, ed Ernesto come sempre anche presente in tutti gli spettacoli dove bisogna dimostrare grande cuore, e lui ce l'ha. Io ti faccio, nonostante siamo così per schermo, ti faccio tantissimi applausi perché lo meriti e noi siamo felici di averti avuto con noi. Grazie. Grazie a te. Volevo ringraziare come sempre il mio regista Paolo Gatto, volevo ringraziare tutti gli artisti, volevo ringraziare tutti i produttori, le aziende, il grande team di Io Compro Siciliano. Non molliamo, non molliamo, non molliamo. Andiamo avanti e sicuramente non appena riapriremo il mondo tutto sarà migliore, saremo più forti. Grandioso Ernesto. Senti, noi chiediamo ogni giorno così: potresti per favore avvicinarti alla camera? Vieni più vicino. Innanzitutto volevo salutare Clelia, la mia amica. Ciao Clelia, un bacio a te. Ci vedremo, avremo modo anche magari fare qualche intervista, così scopriamo l'Ernesto, quello di casa, vediamo un po'. Oppure Ernesto nelle prove con Clelia, perché poi loro fanno anche degli spettacoli bellissimi, Ernesto e Clelia, e quindi avremo modo di sentirti Clelia. Ma adesso Ernesto dobbiamo chiudere nel nostro consueto modo. Innanzitutto dire al pubblico, ci vediamo domani puntuali alle 12. Domani abbiamo ospite Marco Manera, altro grandioso artista, e quindi continuiamo a parlare di arte, perché vedete, questo è un mestiere, è un lavoro, un nobile lavoro, e le difficoltà ci sono, e ci sono realmente in tutti i lavori, e quindi non molliamo, non molliamo, non molliamo. Ernesto, potresti per favore ripetere con me? Io compro Siciliano. Ci piace, Ernesto, Nava Sapedda. A te, in bocca al lupo, viva il lupo. Ciao grandioso Ernesto. Signori, sigla!